l'OP Trapani Isole Egadi ci ha dato un bellissimo palamito, anzi una cassetta di bellissimi palamiti. Oggi facciamo una ricetta particolare, non una tradizionale. Poi vediamo di riuscire a farne anche qualcuna tradizionale, ma oggi abbiamo deciso di andare su una proposizione diversa. Abbiamo sfilettato il pesce e questo lavoro lo potete fare sempre in pescheria o dal vostro pescatore di fiducia, per chi non è pratico, oppure farlo non è complicato, proprio togli la lisca, lo tagli a metà, togli la lisca e poi lo riapri 2 volte se devi fare l'involtino, in modo che viene più sottile. Allora Nino, come lo prepariamo? Sì, oggi facciamo questo palamito, lo facciamo con capperi e olive, facciamo un involtino di palamito con capperi e olive nere. Perciò andiamo a fare un pesto di aglio, ovviamente rosso di Nubia, e poi lo pestiamo, mettiamo un po' di sale per schiacciare meglio l'aglio, giustamente, e andiamo a schiacciare l'aglio. È un piatto che è molto forte come sapore, un sapore molto robusto, molto particolare, anche perché c'è molto aglio. Mettiamo il nostro origano e facciamo proprio un pestato di aglio e origano. Un filo d'olio. Allora, ora passiamo alla farcitura proprio del nostro pesce. Abbiamo pestato appunto il tutto. Nino, il pesce lo saliamo, va bene quello che ho messo nell'impasto? Allora, il pesce non lo saliamo all'interno perché mettiamo già l'aglio che è abbastanza salato. Spalmiamo il nostro aglio. Ok, andiamo a chiudere possiamo accendere il fuoco nel frattempo. Olio extravergine d'oliva in padella. Infariniamo. Vediamo senza. Ok. Giustamente se la fettina è più compatta è meglio è. Cioè cercate nel modo ok. Qua abbiamo il nostro involtino semi pronto. Andiamo a preparare il condimento ora. Allora andiamo sempre con l'olio d'oliva. Mettiamo un po' di cipolla tritata. Nel frattempo la nostra cipolla sta rosolando, abbiamo già tagliato un pochettino di pomodoro. Andiamo ad aggiungere un pochettino di pomodori e la facciamo insaporire.
mettiamo un po' di capperi. Mettiamo qualche oliva. Un po' di pepe. E lasciamo cuocere un attimino. Poi, quando siamo a cottura quasi ultimata, andiamo ad aggiungere, a fine di cuocere, i nostri involtini. Perfetto, ci siamo ragazzi. Passiamo all'impiattamento. Il condimento dei nostri golosi. Pronto a tavola.